Positivo il riscontro del concerto di Achille Lauro in piazza Stazione, la città è in sicurezza grazie al lavoro delle forze dell'ordine. Bagno a Capodanno alla Scala dei Turchi. Diversi casi di intimidazione in provincia, tra questi a Licata, Palma di Montechiaro e Realmonte. Riflessione sul Papa Emerito da parte del Vescovo di Agrigento Don Damiano. Come sarà il 2023? Un'analisi fatta dall'astrologo Alfonso Bellavia. Bilancio positivo per la stagione teatrale 2022, a tracciarlo il presidente Avvocato Patti. E sono entrate in vigore le nuove norme per il Covid-19 dal 1 gennaio 2023. E benvenuti a questa prima edizione del 2023 del nostro appuntamento di TV Notizie. Positivo il riscontro avuto alla città alla manifestazione per l'ultimo dell'anno, che ha visto in piazza Stazione l'esibizione del noto cantante Achille Lauro con il sempre bravo Lello Analfino, l'intramontabile Riccardo Gazzi e Silvio Schembri come presentatore il servizio. Positivo il riscontro che la città ha avuto alla manifestazione per l'ultimo dell'anno, che ha visto in piazza Stazione l'esibizione del noto cantante Achille Lauro con il sempre bravo Lello Analfino, l'intramontabile Riccardo Gazzi, Silvio Schembri presentatore. La città ha retto bene alla massa di persone, si parla di oltre 10.000 che si sono recati in piazza. E intanto in una nota stampa l'assessore Costantino Ciulla afferma come abbiamo vissuto una notte di Capodanno unica, speriamo di aver regalato alla nostra città un momento di spensieratezza e di allegria, festeggiando tutti insieme l'inizio del 2023. Abbiamo visto Piazza Marconi gremita, eravate in tantissimi e abbiamo lavorato intensamente per permettere lo svolgimento di questo evento in sicurezza. Oggi la piazza era pulita e pronta a tornare alla sua quotidianità. Ci tengo, continua l'assessore Ciulla, a ringraziare particolarmente la Prefettura, la Questura, i componenti della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le forze dell'ordine, la Polizia locale, la Protezione Civile comunale e provinciale, gli uomini e le donne della security e dell'assistenza sanitaria per il lavoro svolto. L'assessore Ciulla continua dicendo: ringrazio il sindaco e l'amministrazione per aver sostenuto e creduto in questa piccola grande sfida. Il ringraziamento di Ciulla va anche all'assessorato al turismo, sport e spettacolo, alla Regione Siciliana, al Ministero del Turismo, al Parco della Valle dei Templi, alla Fondazione Teatro Luigi Pirandello, al Distretto Turistico Valle dei Templi e a tutto lo staff dell'organizzazione, ringraziando gli artisti che hanno calcato il palco che chiude il 2022, aprendo il 2023 con buoni propositi per far sì che la nostra amata Agrigento possa essere fiore all'occhiello della nostra provincia e della nostra regione in termini di offerta culturale e turistica. Intanto, ad aspettare il 1 gennaio del 2023, sul palco c'erano appunto il sindaco Miccichè, l'assessore Ciulla, l'onorevole Lillo Pisano. Mancano 45 secondi, veloce! Effettivamente le forze dell'ordine per quello che stanno facendo, per l'impegno massivo di tutti quelli che hanno anche contribuito alla riuscita di questo evento. Voglio ringraziare anche le Ferrovie dello Stato con a Sapolo Gargiù e a Pietro Fattori, però voglio dedicare anche questa serata a coloro i quali stasera non sono qui con noi, agli anziani, ai poveri, a chi soffre per la guerra. Sì, e spero che sia il 2023 foriero e che ci porti pace. Fermi tutti, sindaco! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Buon anno, Francesco! Buon anno a tutti! Oh, facciamogli fare il trenino! Schembri, fagli fare il trenino! Vada sindaco, il trenino, una facciolino, vada sindaco che la portiamo la reputazione, vada! Non vorrei mai essere su questo palco in questo momento! Il sindaco della città, seguito da Lillo Pisano che ha fatto la pietra! Fabrizio Gaiba, l'assessore Costantino Ciulla, la cantiamo! Auguri Schembri! Auguri Gazzi! Auguri Bestia!
tutti! Auguri a tutti! Dai che trasformiamo la piazza in una disco! Ci sono cascati, vieni prendere il gioco. Oh sì, ci sei cascato, ma tu sei mia, tu sei più, già lo so, che quelli che non sto più poi ti trovo. Sono qui, fai di me quel che vuoi, fallo davvero. Sono qui, fai di me quel che vuoi, non mi sfiora. A Vincenzo, 3, 2, 1. Dimmi una bugia e la bevo, ti sono ubriaco e la nego, non si viene prego davvero, ti ne frego, prendi di gioco di me che ti credo, d'amore panna montato, vedremo, è fragile, non ha solo il favore. E intanto durante il concerto di Achille Lauro c'è stato anche chi ha voluto fare la propria dichiarazione di amore alla sua fidanzata, promessa sposa. E durante il concerto di Achille Lauro c'è stato anche chi ha voluto fare la propria dichiarazione d'amore alla sua fidanzata. Amore. Grazie. Amore. Ma in italiano o in siciliano? Allora amore, dalla prima volta che ti ho visto mi sono innamorato subito di te. Sto pensando sempre e finalmente siamo assieme. Lo vuoi sposare? E durante il concerto del 1° gennaio si è verificato un fatto strano, blackout in via Atenea, come si vede da questo video, pervenuto in redazione da parte di Giuseppe De Rosa del Codacons di Agrigento, il servizio. E durante il concerto del 1° gennaio si è verificato un fatto strano, un blackout in via Atenea, come si vede da questo video pervenuto in redazione da parte di Giuseppe Di Rosa del Codacons di Agrigento. È durato poco più di un'ora il blackout che ha ostruito totalmente la via Atenea, Porta di Ponte, ma anche parte di piazza Vittorio Emanuele e piazza Aldo Moro. Operai e tecnici del gestore, quello che si è occupato dell'illuminazione pubblica, poco dopo le ore 19, sono riusciti a ridare la luce alle strade principali del centro di Agrigento, che è tornata di fatto, oltre a essere sicura, a vestirsi di festa. Sono state quindi riaccese tutte le lampadine luminarie. Sul fatto è intervenuto anche il primo cittadino di Agrigento, che ha dichiarato: mi è stato spiegato dal gestore dell'energia elettrica che non c'è stata alcuna anomalia,
Si presume pertanto che vi sia stata una mancanza di luce da parte dell'Enel. Vogliamo dire che però non è la prima volta che il salotto buono della città resta al buio. Certamente in minor tempo, ma analoghi blackout si sono già registrati. Hanno anche sollevato un coro di polemiche fra gli esercenti commerciali che in questo periodo di festa non possono svolgere al meglio il loro lavoro con le vetrine al buio. E il bel tempo del primo dell'anno ha visto partecipare numerose persone al secondo appuntamento di un tuffo alla Scala dei Turchi. L'evento, inserito nel cartellone degli appuntamenti promossi dall'amministrazione comunale realmontina, in collaborazione con l'associazione Mare Amico e la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, c'è il servizio. L'assolata giornata estiva e lo splendido scenario della Scala dei Turchi a Realmonte hanno dato via al nuovo anno per i tantissimi partecipanti alla seconda edizione di un tuffo alla Scala dei Turchi sulla Costa del Mito. L'iniziativa inserita nel cartellone degli appuntamenti promossi dall'amministrazione comunale realmontina durante il periodo natalizio è stata organizzata anche dall'associazione Mare Amico con la DMO Distretto Valle dei Templi. Famiglie, bambini, turisti numerosi si sono accorsi sulla spiaggia ai piedi dello sperone di Marna Bianca, appuntamento che ha aperto il 2023 con temperature superiori alle medie stagionali e godendo del bellissimo mare e delle acque cristalline. Presenti anche ragazzi di San Leone sul Betribe, del Club Paradise Agrigento, della Surf School Porto Empedocle, che hanno coinvolto presenti e numerosi turisti, mettendo a disposizione i SUP per un giro attorno allo specchio d'acqua antistante lo sperone di Marna Bianca. In Sicilia è veramente estate tutto l'anno, come ha affermato il sindaco Sabrina Lattuca. Oggi ne è stata la dimostrazione. Siamo ai piedi della Scala dei Turchi per la seconda edizione di un'attività che cerca di dimostrare che in Sicilia è estate tutto l'anno in queste zone e che è possibile destagionalizzare. L'amministrazione in questo senso ha accolto immediatamente la proposta di varie associazioni, tra cui Mare Amico, perché è fermamente convinta che fare promozione turistica significhi fare crescere un indotto economico notevole e possa fare sì che le sorti di questi territori così belli e unici possano essere risollevati. Una bellissima tradizione che si rinnova qui davanti alla Scala dei Turchi, che è la perla della Costa del Mito, che è questo tratto di costa straordinaria che va da Selinunte sino a Gela, dove l'estate dura tutto l'anno, per cui grande mare, grande cultura, ci sono i monumenti, ci sono le feste, c'è il divertimento, c'è la gastronomia, ci possono veramente venire a trovare tutto l'anno. Vi aspettiamo sulla Costa del Mito. Mare Amico da anni si batte sia per la pubblicizzazione della Scala e per tutti i luoghi di interesse naturalistico. Certo, una giornata di oggi ci spinge a fare pure dello sport in questo sito che presto riceverà un riconoscimento internazionale. Siamo qua alla Scala dei Turchi con la nostra scuola, invitati da Mare Amico, Costa del Mito e il Comune di Realmonte per l'edizione del bagno collettivo alla Scala. Siamo contenti di poterne fare parte, ci troviamo con i nostri allievi, vediamo ora di poter iniziare e dare vita a questa splendida giornata. Buon anno, siamo alla Scala dei Turchi, patrimonio di tutti. Accolti dall'invito di Mare Amico per questo bagno di Capodanno abbiamo messo le nostre tavole di SUP a disposizione. Noi siamo la Surf School di Porto Empedocle, siamo un'associazione di promozione sociale che ci spendiamo per il territorio, infatti proprio a Natale abbiamo regalato il defibrillatore che verrà installato ai piedi della Scala dei Turchi. Buon anno a tutti, estate tutto l'anno. Buon anno. E anche a Catania la bella giornata del 1° gennaio ha fatto sì che tanta gente si è recata a mare per il bagno di Capodanno, ospite d'eccezione l'astronauta catanese Luca Parmitano. Il servizio. La storia si ripete dopo 60 edizioni e 2 anni di stop a causa della pandemia. La giornata primaverile, la temperatura esterna dell'acqua ottimale, 146 donne e uomini di ogni età, atleti e amatori, semplici, coraggiosi, si sono tuffati in acqua per San Silvestro a Mare, nel porticciolo di Ognina, uno degli storici borghi marinari della città. Nel ricordo di Lello Pennisi, organizzatore della prima e di tante altre edizioni, l'onore della regia è toccato a Giusy Malato, campionessa di pallanuoto pluridecorata,
con l'apporto della Nuoto Catania e l'ospitalità del Circolo Canottieri Ionica. Un partecipante d'eccezione, l'astronauta catanese Luca Parmitano, nella categoria amatori, non ha vinto, ma lui è abituato a cimentarsi su rotte e distanze diverse. Nella categoria assoluti, la più importante, primo al traguardo, il 19enne pallanuotista della Nuoto Catania, Riccardo Torrisi, davanti ad Alessandro Cace e Diego Platania. Abbastanza fiducioso, io inizialmente non tanto, perché comunque ci sono nuotatori che fanno questo mestiere, quindi non è una cosa scontata, diciamo. La tua storia con la San Silvestro da spettatore, da appassionato? Bellissimo, bellissimo. Sin da piccolo i miei genitori mi portavano qua sugli spalti a guardare questa bellissima gara. Io non ho mai avuto il coraggio di farla perché poi avevo paura di sentire freddo, poi certi anni pioveva, quindi ho detto meglio di no, poi ero piccolino, ora con questo tempo non potevo rifiutare. Una vittoria storica dopo 2 anni di stop. Sì, questo ancora è più bello, è il riscatto di tutti i catanesi e di tutto il mondo ovviamente. Dopo 2 anni di pandemia questo è un bel palcoscenico per rivedere una città che si sta rimettendo in piedi. Il modo migliore per concludere il 2022, quali sono le aspettative dal punto di vista sportivo del 2023? 2023 dal punto di vista sportivo con la società di fare ulteriori passi in avanti con la squadra e speriamo bene, speriamo nella salvezza. E per Catania? Per Catania continuare, anzi a migliorare giorno dopo giorno tutte quelle cose che non funzionano in questa città. Oggi è una giornata ideale per buttarsi a mare. Stupendo, comunque con i 20 gradi a dicembre è stata bellissima. E sono stati diversi purtroppo gli atti intimidatori che hanno caratterizzato questo fine e inizio del nuovo anno 2023 a Licata, Palma di Montechiaro e Realmonte. Vediamo il servizio in dettaglio. Diversi gli avvenimenti che hanno caratterizzato questo fine e inizio del nuovo anno, in cui sono intervenuti le forze di polizia che dovranno capire cosa è successo. Un carro funebre in fiamme a Licata, probabile l'intimidazione. In via Marinello infatti sono stati dati alle fiamme la porta d'ingresso di un'agenzia di onoranze funebri e uno dei carri che la ditta usava per il trasporto dei defunti. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte di San Silvestro per domare le fiamme e il carro funebre è andato completamente distrutto. Avviate le indagini dei carabinieri che hanno anche disposto l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell'agenzia. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di indagine a carica di ignoti. E durante la notte di Capodanno c'è stato un altro atto intimidatorio. Davanti alla porta di un hotel di Palma di Montechiaro sono stati trovati una bomba e un cartello con la scritta Boom e il disegno di una croce. A indagare sono i carabinieri di Agrigento, da stabilire a chi è rivolto all'intimidazione, visto che era in programma un veglione di Capodanno organizzato da una ditta esterna. Boom è la scritta inequivocabile di un avvertimento aggravata dalla presenza di una croce, di una bomba a mano, reale, non disegnata, un'intimidazione quindi in piena regola, quella subita dall'Hotel Residence che si trova nelle adiacenze di una campagna di Palma di Montechiaro. Il proprietario, un imprenditore di 30 anni, dopo aver trovato il messaggio al piccolo ordigno, ha chiamato anche i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. Nella struttura era previsto un veglione di Capodanno, non è escluso che le minacce fossero rivolte anche agli organizzatori dell'evento piuttosto che all'hotel, anche se la struttura è stata più volte presa di mira da ignoti. Nell'ultimo dell'anno, a fine luglio, alcuni colpi di pistola vennero anche esplosi sui muri dell'immobile e una pecora venne trovata morta, uccisa da un proiettile sparato in testa. Anche a Realmonte è a fuoco una macchina, un'auto di grossa cilindrata di proprietà di un impiegato quarantenne lasciata parcheggiata nei pressi di via Recinto. Le fiamme nella notte fra venerdì e sabato sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e sul posto sono accorsi anche i carabinieri che si stanno già occupando dell'attività investigativa.
Le cause, la scintilla iniziale, non sono risultate chiare. Informalmente gli investigatori parlavano di cause in corso di accertamento. L'ipotesi investigativa privilegiata e però non sembrerebbero esserci dubbi, è quella dolosa. I militari dell'Arma dei Carabinieri, come sempre avviene in questi casi, hanno già sentito il proprietario della vettura, un impiegato di 40 anni, ma non filtrano ancora dettagli di sorta. È un arresto per droga nel Messinese a Barcellona Pozzo di Gotto. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, con il supporto specialistico delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Nicolosi, Catania, hanno arrestato in flagranza di reato 2 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Nel corso di specifico servizio, i carabinieri hanno perquisito il domicilio dei predetti, scovando complessivamente 158,8 grammi di marijuana e 3,7 grammi di hashish, contenuti in vari barattoli, in vetro e plastica nascosti all'interno della dispensa della cucina. Durante la perquisizione i carabinieri hanno anche trovato un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga. Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto ad analisi di laboratorio dai RIS di Messina, mentre 2 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma come sarà quest'anno 2023? Cosa ci propone? Abbiamo sentito il parere dell'astrologo agrigentino Alfonso Bellavia. Il 2023 ci propone un cielo interessantissimo dovuto al passaggio di Giove dall'Ariete al segno del Toro, di Saturno dall'Acquario ai Pesci, della lunga sosta di Venere nel segno del Leone in compagnia di Marte. Questo ci mette nella condizione di dover fare delle grandi riflessioni, delle grandi trasformazioni, di rimettere in discussione il nostro stile di vita. Questa cosa ci coinvolge sia dal punto di vista collettivo che sia dal punto di vista individuale. Quindi il compito che ci attende durante il 2023 è questa grossa trasformazione a cui andremo incontro individualmente e collettivamente. Ora vi darò alcuni cenni su come può essere questo 2023 per i vari segni di nascita. Sapete benissimo che io non amo molto l'astrologia basata sul segno di nascita. Comunque andiamo a vedere com'è la situazione dei vari segni durante il 2023. Per l'Ariete è un momento magico, è un momento di rimettersi in gioco, è un momento di acquisire quella consapevolezza che ci metterà nelle condizioni di agire in maniera più equilibrata. Toro. Il Toro deve utilizzare la prima parte dell'anno per una grande riflessione che lo metterà in condizioni in un secondo tempo di fare le scelte importanti e necessarie per la sua vita. I Gemelli, qualche ostacolo, qualche difficoltà, qualche ritardo nei vostri progetti, ma non abusate della vostra energia. Il Cancro, non fatevi governare come sempre dall'istinto, dalle emozioni, un po' di ponderazione e vedrete che le cose si metteranno nel bene, si metteranno bene. Leone. Il Leone viene da momenti particolarmente pesanti, inquieti, e con un po' di ponderazione e una consapevolezza maggiore delle proprie energie si avranno delle belle risposte. Vergine. La Vergine è costretta a togliere l'inutile, a eliminarlo, acquisire quella sicurezza, quell'armonia che vi aiuterà moltissimo sulle scelte future. La Bilancia, rinascere, rifondare, armonizzare sono le parole d'ordine che vi accompagneranno durante tutto il 2023. Lo Scorpione viene da momenti particolarmente inquieti, ha bisogno di eliminare delle abitudini che non hanno più senso di esistere,
ha bisogno di trasformare la sua vita e poi arriveranno i momenti veramente significativi. Sagittario, tristezza, stanchezza, malinconia, avete bisogno di un attimo di riposo. Recuperare le vostre energie è la cosa fondamentale durante il 2023. Il Capricorno, per il Capricorno è un anno veramente interessante, veramente importante, è l'anno di una nuova progettualità, è veramente interessante l'anno per il Capricorno. Concentratevi sui progetti. L'Acquario, non disperdete la vostra energia in tanti rivoli, concentrate le vostre energie su pochi progetti importanti e fate attenzione alle esagerazioni. Il segno dei pesci. Il segno dei pesci viene da un periodo inquieto, travagliato. Dovete tenere a bada il vostro istinto. Principalmente prima non fidatevi sempre del vostro istinto. Il vostro istinto è importante, è da tenere in considerazione, ma fate attenzione, usate anche la ponderazione che ha bisogno di esistere nella vostra vita e grazie a questo riuscirete a capire meglio quali sono i vostri obiettivi. Anche Don Damiano, arcivescovo di Agrigento, ha diffuso il suo messaggio per la nascita al cielo del Papa Emerito Benedetto XVI. Anche Don Damiano, arcivescovo di Agrigento, ha diffuso il suo messaggio per la nascita al cielo del Papa Emerito Benedetto XVI. Don Damiano scrive nella sua nota stampa: un'omelia tenuta a Roma nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie l'11 dicembre 2011, Benedetto XVI disse: l'avvento è tempo di attesa, di speranza, di preparazione alla visita del Signore. A questo impegno ci invitano la figura e la predicazione di Giovanni Battista. Giovanni è il precursore semplice, testimone, totalmente subordinato a colui che annuncia. Una voce nel deserto, come anche oggi nel deserto delle grandi città di questo mondo, di grande assenza di Dio, abbiamo bisogno di voci che semplicemente ci annunciano. Dio c'è sempre vicino, anche se sempre assente. È una voce nel deserto, è un testimone della luce. Queste parole pronunciate allora descrivono non solamente la figura di Giovanni Battista, ma delineano altresì chi è stato su questa terra, la grande e umilissima figura di uno dei più raffinati e acuti teologi dei nostri tempi, e Papa Emerito Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Si è stato davvero un umile testimone della luce, di quella luce che è il Verbo incarnato, la quale attraverso il suo magistero e il suo esempio ha illuminato la nostra intelligenza e risaldato i nostri cuori. Ora Benedetto XVI, continua Don Damiano, è entrato definitivamente nella luce della Pasqua di Gesù Cristo. Con Papa Francesco e con tutta la Chiesa lo affidiamo al Signore della vigna, nella cui vigna ha lavorato indefessamente e umilmente fino alla fine, nello stesso tempo nella comunione dei santi che la morte non interrompe ma rafforza. Chiediamo al Papa Emerito Benedetto XVI di continuare a pregare per noi. E passiamo ora alle notizie del teatro. Bilancio positivo, quello tracciato dal presidente della Fondazione Il Teatro Pirandello, avvocato Alessandro Patti. Positivo il bilancio tracciato dal presidente della Fondazione Avvocato Alessandro Patti per l'anno 2022. Dopo la nomina del Consiglio di amministrazione avvenuta il 22 novembre del 2021, con l'attribuzione della carica di presidente ad Alessandro Patti e di vicepresidente ad Andrea Cirino, il Consiglio di amministrazione, composto anche da Gaetano Arò, Giuseppe Miccichè, Salvatore Nocera Bracco, chiamato a un'ardua ed entusiasmante missione, ha lavorato per ergersi a punto di riferimento, di formazione, di produzione e di sviluppo dell'arte
in tutte le sue forme per portare altresì a compimento il processo di autonomia e indipendenza della Fondazione Teatro Pirandello. Il presidente Patti ha tracciato così un consuntivo con qualche anticipazione per il nuovo anno. Il primo bilancio è estremamente positivo, ha dichiarato Alessandro Patti. Ne approfitto per ringraziare anche il sindaco di Agrigento Miccichè per avermi voluto alla presidenza della Fondazione e per avermi dato la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante e gratificante. Dopo 2 anni di chiusura a causa della pandemia, continua Patti, il Consiglio di amministrazione, fin dal suo insediamento, ha lavorato per rimettere in moto la macchina. Abbiamo per questo motivo cambiato immediatamente la strategia di comunicazione. Prima dell'emergenza sanitaria, sottolinea Patti, il teatro era percepito dalla città come una sorta di nicchia per un certo numero di utenti, una macchina ben collaudata ed oleata che viaggiava da sola, consapevole di poter contare su un numero di abbonati che metteva il precedente Consiglio di amministrazione nelle condizioni di programmare ed affrontare con serenità una stagione teatrale. La nuova governance, afferma Patti, ha dovuto invece fare i conti con una situazione drammatica per via dei contagi del periodo dicembre 2021-gennaio 2022. Abbiamo così dovuto cambiare strategia di comunicazione, mettendo in risalto ogni singolo evento, dovendo far fronte a un calo sensibile degli abbonati. I risultati sono evidenti a tutti, la stagione è stata ricca di sorprese, di successi, di critica e di pubblico e diversi sold out. Abbiamo cercato di adeguare il Teatro Pirandello ai tempi, non solo sotto il profilo della comunicazione, ma anche attivando immediatamente una biglietteria online per offrire alla nostra utenza un servizio diretto ed efficace. Oltre a ciò, ci siamo occupati di portare avanti i nostri punti programmatici. Il nostro obiettivo, sostiene Patti, è stato quello di aprire il teatro a un'offerta culturale e artistica ampia e varia per accontentare i gusti del pubblico variegato. Lo abbiamo fatto subito con eventi pilota che ci hanno dato indicazioni sui gusti del nostro pubblico. Abbiamo anche registrato un cambio dell'utenza del teatro, si è abbassata l'età media, sono cambiati i gusti e questo è attestato non solo dei numeri ma anche del sondaggio che abbiamo somministrato ai nostri utenti al termine degli spettacoli della nostra stagione. Per il futuro, assicura Alessandro Patti, vogliamo continuare a fare tesoro delle indicazioni che ci vengono date dal nostro pubblico, che sta gradendo molto il fatto che il Teatro Pirandello sia un teatro poliedrico. Intendiamo insomma proseguire con la già programmata stagione di prosa, continuare con gli eventi fuori cartellone, con le eccellenze del nostro territorio. In questi giorni infatti abbiamo avuto Osvaldo Loiacono, prossimamente avremo anche Francesco Buzzurro. Il Pirandello, conclude il presidente della Fondazione Patti, è un teatro fervido che apre le porte a tutte le realtà artistiche del nostro territorio. Bene, diamo ora la linea alla regia per la pubblicità. Bene, una notizia ora che interesserà sicuramente tanti pensionati. Le Poste Italiane comunicano che le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da martedì 3 in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento. In continuità con quanto fatto finora, con l'obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento della pensione in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base anche al numero dei giorni di apertura, dalla A alla C martedì 3 gennaio, dalla D alla K mercoledì 4 gennaio, dalla L alla P giovedì 5 gennaio e dalla Q alla Z sabato 7 gennaio, solo la mattina. E vediamo le nuove norme che interessano il Covid-19. Per uscire dall'isolamento non servirà più un tampone negativo, le nuove regole dettate dal governo per l'anno 2023. Con l'ultima circolare del Ministero della Salute si chiariscono le novità per quanto riguarda il Covid-19. L'isolamento dura almeno 5 giorni, ma per uscire non serve un tampone negativo. Basta non avere più sintomi da 2 giorni. Novità anche per i casi di stretto contatto con una persona positiva. 5 giorni di isolamento e poi, se i sintomi sono spariti da almeno 2 giorni, via libera senza tampone. La circolare del Ministero della Salute emanata conferma la novità sulla gestione della pandemia. Per far terminare l'isolamento non servirà più un tampone negativo. Le nuove norme sono contenute nel testo del decreto RAV che la Camera ha convertito in legge il 30 dicembre, poche ore prima che perdesse di validità
Le modifiche per quanto riguarda la risposta del governo al Covid-19 sono state fatte durante il passaggio della legge in Senato. La circolare del Ministero della Salute serve a chiarire come funzioneranno ora le cose. Come si legge nel documento, in caso di persone risultate positive al Covid, che sono sempre state asintomatiche, l'isolamento finirà dopo 5 giorni dal primo test positivo, senza bisogno di fare un secondo tampone. In più, le persone asintomatiche dall'inizio l'isolamento può finire anche prima dei 5 giorni facendo un tampone che risulti negativo. Se una persona fa un tampone che risulta positivo oggi e non sviluppa mai i sintomi, già da domani può fare un secondo tampone e se questo è negativo l'isolamento finisce subito. Se si tratta di persone positive che hanno avuto dei sintomi, la durata minima dell'isolamento è comunque di 5 giorni, ma i sintomi devono essere spariti da almeno 2 giorni. Anche in questo caso, dopo la scomparsa dei sintomi, non sarà necessario avere un tampone negativo. Nel caso degli operatori sanitari non c'è una durata minima dell'isolamento, ma la persona deve essere asintomatica da almeno 2 giorni ed è obbligata a fare un tampone che risulti negativo. La circolare chiarisce inoltre che ci sono delle regole specifiche per quel che riguarda i cittadini arrivati dalla Cina. Se una persona risulta positiva entro 7 giorni dopo il suo arrivo dalla Cina, valgono regole più stringenti, isolamento di almeno 5 giorni e per uscire bisogna essere senza sintomi da almeno 2 giorni e fare un tampone negativo. In tutti i casi, per chi non ha fatto un tampone negativo, alla fine dell'isolamento è obbligatorio portare una mascherina FFP2 per alcuni giorni, fino al 10° giorno della data dal primo tampone positivo della comparsa dei sintomi. Si raccomanda anche a chi non ha fatto un tampone negativo per terminare l'isolamento di evitare persone ad alto rischio e ambienti affollati. In tutti questi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, di ospitare tantissimi personaggi veramente di altissimo livello, nazionali, a partire dalle nostre rassegne letterarie giù alla Grotta Mangiapane, dove abbiamo avuto veramente figure di primo piano della letteratura italiana, per poi passare appunto agli approfondimenti, quelli invece più diciamo culturali sotto una chiave di lettura politica, e quindi con la nostra giornata tricolore, che paradossalmente in maniera anche piacevole oggi li vede tutti protagonisti a livello nazionale, chi è ministro, chi è sottosegretario, e lo stesso vale anche su Palermo. Credo che sono stati 10 anni di grande crescita, in qualche maniera colmato ecco un vuoto. Siamo reduci da un 2022 importante che ci ha visto protagonisti tutta una serie di iniziative tradizionali ormai, direi, da In Memoria di Paolo al Giornata Tricolore a settembre, che quest'anno abbiamo analizzato appunto il tema della nuova Italia, che poi di fatto è venuta fuori attraverso dei termini quali il merito, l'innovazione, la competenza. E il 2023 appunto ci apprestiamo a tutta una serie di momenti di taglio istituzionale che ci porteranno poi a settembre proprio al decennale vero e proprio. Nel mese di gennaio avremo dei contatti con i vertici dell'Assemblea regionale siciliana, anche perché Dino Grammatico, a cui si deve il titolo del nostro centro studi, e per ben 35 anni appunto ha rivestito il ruolo di parlamentare regionale. Presenteremo oltretutto la tesi di laurea di Dino Grammatico legata alla biblioteca di Erice. Ancora una volta si sottolinea questo legame importante col territorio, in questo caso con la città di Erice, dove credo che alla luce che nel 2024 avverrà il centenario della nascita debba essere realizzata un evento importante che magari potrebbe portare, chissà, anche alla realizzazione di un mezzo busto da collocare, che so, al Balio, dove ci sono nel pantheon dei letterati, degli uomini di cultura più importanti di Erice. Credo che anche Dino Grammatico meriti uno spazio. Il 17 febbraio saremo nella mattinata al Senato su invito dell'ufficio di presidenza, e nel pomeriggio terremo una conferenza proprio sulla figura, insieme a tante altre per carità, di uomini che nel secondo Novecento hanno caratterizzato un modo, una visione di pensare la politica, la cultura, la società siciliana nel caso di Dino Grammatico, nel caso degli altri anche italiana. Conferenza importante che ancora una volta riunisce le fondazioni, i centri studi che si riconoscono appunto in una visione, consentirà appunto di fare sintesi ulteriormente. Diciamo che è una seconda tappa dopo l'esperienza del 2019, quando realizzammo una conferenza stampa proprio alla Camera dei Deputati. Stavolta abbiamo voluto cambiare il ramo del Parlamento. Delle riflessioni devono essere portate avanti attraverso un istituto culturale che
Io credo che uno dei problemi della nostra terra sia proprio l'assenza di classi dirigenti, venendo meno un po' i partiti politici in maniera tradizionale, questa lacuna può essere colmata attraverso appunto questi istituti quali fondazioni, centri studi che in qualche maniera mettono in campo delle riflessioni, dei ragionamenti attorno alla società che verrà. E credo che la nostra Sicilia, in particolare per quello che ci riguarda, ma credo l'intera nazione, debba basarsi su queste riflessioni, su queste attenzioni che momenti di aggregazione, momenti che possono essere culturali ma non solo, in qualche maniera formano, ecco, tanti giovani, e per giovani non intendo soltanto chi diciamo appartiene alle nuove generazioni, ma chi in qualche maniera ha una freschezza mentale che voglia continuare a formarsi, a crescere, perché è necessario che la società del futuro possa avere prospettive importanti. Se arriviamo a questi 10 anni in continua crescita, vuol dire che non soltanto la nostra passione, perché poi alla fine quello che ci anima, che ci spinge è proprio una passione importante, ecco, una tensione ideale, è quella che ci hanno lasciato, che ci hanno tramandato, che noi abbiamo voluto raccogliere e che oggi ci piacerebbe non soltanto portare avanti, ma in qualche maniera iniziare a passare anche il testimone a chi verrà dopo di noi. C'è un retroterra, un background, per dirla in inglese, talmente importante, talmente considerevole, che era complicato pensare che eravamo qualcosa di estemporaneo. I soci del centro studio, tutti coloro che ci sono stati vicini a vario titolo, tutti coloro che ci hanno sostenuto sotto tanti punti di vista, e si sono gettate le basi perché questo istituto, al di là ora di chi magari in qualche maniera lo rappresenta, avrà veramente lunga vita, perché c'è un patrimonio dal punto di vista culturale, dal punto di vista ideale talmente importante che certamente nei prossimi anni si continuerà a parlare del centro studi Dino Grammatico. E sarà esaminato in Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al prossimo 31 gennaio. Il testo approvato dalla Giunta Schifani nella riunione di fine anno contiene anche la cancellazione dei residui passivi non riusciti in bilancio nel 2012 entro la chiusura dell'esercizio 2022 e gli impegni assunti a decorrere nel 2012 ma non riscritti in bilancio nel 2022. La Commissione inoltre ascolterà l'assessore regionale all'economia Marco Falcone e il ragioniere generale Ignazio Tozzo. E vediamo ora un servizio sui botti in Sicilia di fine anno. Anche quest'anno, per festeggiare il Capodanno in Sicilia, non sono mancati i botti, nonostante il divieto di botti e fuochi d'artificio previsto dalle ordinanze dei sindaci di diversi comuni, e purtroppo non sono mancati nemmeno i feriti. Non ci sono vittime sull'isola, ma sono diverse le persone rimaste ferite nelle varie località per l'ultimo dell'anno. A Catania molte persone, tra cui diversi minori, si sono rivolte al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro per traumi riconducibili ai festeggiamenti. Tra questi un undicenne è stato ricoverato per lo scoppio di un petardo che gli ha causato una ferita ad una mano, mentre un 47enne si è ustionato il viso. 2 persone sono rimaste ferite agli occhi, 3 alle mani e 1 al ginocchio, tutte per aver maneggiato incautamente petardi e fuochi d'artificio. A Palermo il caso più grave è quello di un bambino di 12 anni, di Carini, che rischia di perdere una mano a causa di una ferita da esplosione da petardi. Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello e poi trasferito in un reparto specializzato del Policlinico. Le condizioni dell'Arto purtroppo sembrano essere compromesse. Pare che il bambino avesse già perso 4 dita della mano dopo aver raccolto da terra un petardo non esploso. Al momento il bilancio provvisorio a Palermo è di altri 3 feriti giunti negli ospedali del capoluogo siciliano. A Patti, nel Messinese, un uomo è rimasto ferito durante l'esplosione dei botti di Capodanno. Pare che l'uomo, mentre puliva il balcone, abbia trovato un petardo e lo abbia preso per gettarlo. Ma questo gli è scoppiato nella mano sinistra. Portato all'ospedale di Patti, è stato poi trasferito al reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina. Nella città dello Stretto sono 3 i bambini rimasti lievemente feriti per lo scoppio di petardi. Questo è tutto per il TG di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi rinnoviamo i nostri auguri per un buon 2023. Una buona serata.